Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su Fly Simulator X-Fuel, stiamo imbarcando i passeggeri e bagagli dall'aeroporto di Menorca. Tappa di oggi tutta spagnola, è abbastanza lunga, da Menorca a Corugna. Andiamo dal Super Depor, dal Deportivo La Corugna. Quindi raga, tappa di 600 e passa miglia con l'A320 della Vueling Airlines. E niente raga, siamo belli carichi e pronti a dominare i cieli spagnoli. Accendiamo e cominciamo. Richiesta per La Corugna. Ok, mantieni 12.000, mantieni 12, settiamo la velocità iniziale. Cominciamo, l'aereo comincia, i motori a entrare in funzione. Grazie per chi mi ha scritto, gli aerei professionali li ho usati un po', però non ho tempo ragazzi, questo è il miglior compromesso. 12.000. Ok. Perfetto. Eccola qua, 601.000 ragazzi, tappone. Ok. Ragazzi, iniziamo con il rullaggio. Ed è arrivato un Iberia intanto, appena arrivato. Che bello, che bello, che bello. Ok, mi piace che non c'è il traffico, mi piace, mi piace. Molto bene. Come ce lo godiamo. Scusate, è appena arrivato un Vueling. No, vabbè, ciao. Inizia la trafficata, raga. Inizia la trafficata comendiana. Buono. Ci siamo? Departure check completed. Release parking brake. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Ok. Adesso raga, in base anche alle tappe modificherò un po' il traffico, il generatore di alberi, edifici per cercare di avere il meno lag possibile in fase di atterraggio, perché là diciamo l'unico problema quando registri. Ok. Per questo volo ho messo 70% di traffico aereo e massimo gli aerei in aeroporto. Purtroppo bisogna trovare dei compromessi, perché è chiaro che ci sono, come si dice, c'è Explain, quelli là, però io rimango fedele a questo che tutti la Dons ce l'ho per questo, quindi avrei poco senso. Ok, tanto sta arrivando ragazzi. Mamma mia, quanto traffico. Non me l'aspettavo. Poi sta partendo un altro. Adesso sono anche le 14. Alle 14 è iniziato l'imbarco dei passeggeri, quindi un orario abbastanza di punta. Vai, touchdown, touchdown. Oh, touchdown. Vabbè, adesso pensiamo a noi, perché sennò partiamo domani. Buono, buono, buono. Adesso dovrebbe toccare a noi. Grazie caro. Ok raga, stiamo rullando. Abbiamo il nostro amico Vueling proprio davanti a noi. Raga, autorizzazione al decollo. Siamo pronti. Ok raga, siamo pronti a salutare
Menorca. Siamo pronti. Ok. Siamo pronti a partire dalla pista 19R. Ok. Vai Comendone, spacchiamo tutto. Oh, Isa. Ok. Buono. Perfetto. Ottimo. Ottimo direi, ottimo direi. Contact Menorca. Traffico ce n'è. Adesso vediamo che prua ci dà. 295. 295. Ok. Perfetto. Ottimo. Salutiamo l'isola di Menorca, l'aeroporto. Stiamo virando per prua 325, direzione La Coruña Center. Ottimo. Eccolo qua, il nostro A320 in tutto il suo splendore. È una delle mie preferite queste livree qua. Eccoci qua. Qua abbiamo l'aeroporto. Cielo sereno, tutto meraviglioso. Torniamo dal punto di vista comendiano. Ma insomma il tempo è bello, andiamo a vedere sulla nostra app. Meteo, meteo, meteo. Il meteo della Coruña. Abbiamo una quota di crociera 350. Vediamo se la trovo. La Coruña. Ma non ci credo, in questo momento c'è un temporale fortissimo, sia... ma non ci credo, troviamo il finimondo alla Coruña. 12 gradi e temporali fortissimi. Che culo! E vai! Vediamo fra 2 ore, perché è un volo di 2 ore, contando tutto 3 ore. Porca miseria, che sfiga, oh. Raga, siamo in salita per 2:00, mancano, cioè 58 minuti secondo il porco qua, ma secondo me
manca un po' di più. Sono, diciamo, con rullaggi, decollo, atterraggio 3 orette di volo e ce le godiamo insieme. Comunque fiori temporali forti alla Corugna. Io ci aspetta Roy Mackay, Diego Tristan, Germinia, Valeron, Scaloni e tanti altri, e il grande Molina. Quota di crociera 350 e stiamo sorvolando le coste spagnole, stiamo entrando nel continente spagnolo. Alla nostra destra i Pirenei, monti tra la Francia e la Spagna, con Andorra incastonata. Ok, traffico come siamo messi? Bene, tranquillo, in tranquillata nordica proprio. E abbiamo ancora più di un'ora di viaggio, contando dopo che con l'atterraggio e tutto diminuiremo la velocità. 433 miglia all'arrivo. Devo andare a Leco perché la Corugna è Leco, quindi speriamo insomma di trovare ragazze disponibili a Leco che possono leccare tutto quanto in maniera positiva dopo un volo comunque difficile come quello Menorco-Corugnese. Ragazzi, dopo questa la cosa potete anche abbandonare il video perché i vaneggi comendiani ormai stanno entrando nel vivo. Come potete vedere siamo tornati a pieno ritmo su Fly. Il canale adesso piano piano tornerà così come è cominciato, visto che insomma purtroppo c'è poco da chiedere al canale, nel senso lo zoccolo è presente, volete bene, io vi voglio bene, però è chiaro che insomma ormai fare altri giochi ha poco senso. Ritorniamo alle origini e vaffanculo tutto. Raga, mancano 200 miglia circa. Virare per prua 3, 2, 5. Il volo procede bene, siamo sopra le montagne. Leco, madonna che non vedo vedere le ragazze di Leco, mamma mia ragazzi. Le spagnolette di Leco, ciao. Il viaggio prosegue bene, ma come da previsione, hanno detto pioggia torrenziale alla Corugna. Sicuramente non è una bella giornata, la puttanona. Vabbè, noi siamo qua. Raga, sta iniziando la discesa. Mi hanno detto di scendere e mantenere quota 280. Vediamo le condizioni meteo di La Corugna dopo 2 orette. Vediamo un po'. Speriamo in cielo parzialmente sereno, ma non credo. Allora, La Corugna, fortissimi temporali, ancora forti temporali. Raga, so cazzo. E comunque vediamo com'è il clima, ragazzi. Un meteo con tante nuvole. Tra un po' lasciamo anche le montagne. Ai ai. Condizioni proibitive secondo me. Mamma mia. Allora ragazzi, ci è andato di scendere a 4200, c'è andato l'avvicinamento, pista 22, ILS, benissimo. Ora mettiamo le frequenze, la 109,90, NAV 1, 109. Controlliamo, frequenza 109,90. Ok, benissimo. NAV 1 109,90. Ciao. E prua 216. E comincia già a piovere ragazzi. 216 la prua. Comincia già a piovere. Ok, assettata anche la prua per dopo. Molto bene.
Mancano 64 miglia, ci siamo ormai, Previsioni corrette, purtroppo come sempre, diluvio, non si vede un cazzo, oddio! Raga, si sta allineando. Ho visto che la prua si è spenta da sola. Le previsioni però il Cume non ne sbaglia mai. La Coruña Center non si vede one mazz. C'è Trafficus 2, un aeroporto piccolo, ma ci aspettano le ragazzine a Lecco. Ci siamo portati un po' avanti perché non vedendo niente, raga. Ho detto estendiamo tutto, carrello abbassato e fotte seghe. Ok, si sta allineando. It's fantastic, Cume, fantastic. Buono. Solo che non vediamo niente. Tempesta alla Coruña. E adesso aspettiamo il sentiero di discesa. E direi che possiamo... Ok. Ti prego, abbassati, stronzo. Ti prego, abbassati. Perché non posso farli manuali non vedendo niente, cioè è finita. Non so se ci sono le condizioni per atterrare, Mamma mia, raga. Condizioni proibitive. Siamo vicinissimi al sentiero finale, ci giochiamo tutto, ci giochiamo la reputazione. Dopo 3 ore di volo, tra rullaggi e voli vari. Ti prego, adesso deve spegnersi la lampadina, spegniti. Ti scongiuro. Ti prego, fallo per il barchetto. Ti prego. Ai ai ai, ancora niente, ancora niente. Siamo nel sentiero finale. Ho l'autorizzazione, ma non ho ancora il sentiero di discesa. Non c'è ancora... Eccolo qua, yes! Blowjob! Blowjob! Però non si vede niente, raga. Mamma mia. Mamma mia. Purtroppo siamo anche sta salendo la velocità, probabilmente per il vento. O non so neanche per cosa. Io l'ho abbassata a 130 nodi, ma... Dai, vai giù, che sono troppo veloce. Non si vede niente. Non si vede one mazz. In un inglese che ha fatto scuola ormai. Mamma mia, condizioni proibitive, ma il Cume c'è. Ok, si sta diminuendo molto la velocità, perfetto. Speriamo di non essere troppo bassi. Vedo troppo da vicino certe cose e non mi piace. 1000 si intravede qualche alberello spagnolo, ma no, non vedo ancora niente. Condizioni impossibili per volare. Ancora non vedo la pista, non vedo le lucine. 500, siamo veramente vicini. Ecco, comincio a intravedere la lucetta. Eccolo qua, ragazzi. Mamma mia, soliti climi cumendiani. Solid 500. My god, my god. 500. 100 above. Beep, 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 beep. 100. 50. 30. 20. Return. Mamma mia, ragazzi, very godo. Very godo, in condizioni così difficili. Pioggia torrenziale, ma il Cume c'è, signori. Oh yes.
Oh yes baby, oh yes baby. Fantastic, mamma mia, sono veramente contento. È andata bene. Allora. Ok. Ok, ciao. Perfetto. In questo momento non ci sono voli, immaginavo. Chi può far solo il cume. Ok, perfetto. Raga, sotto il comandante veneziano, atterraggio perfetto. Adesso la gente tra un po' sbarcherà. Devo un attimo aspettare però perché ci sono dei problemi con il temporale. Devo rimanere ancora un po' in aereo. E niente, raga, saluto il comandante veneziano. Prossima tappa sicuramente fuori dall'Europa, devo decidere dove. Ciao!